Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Tra sprechi, ritardi e mancanza di personale, la sanità siciliana è in crisi. L'episodio della gamba ingessata con il cartone all'ospedale di Patti è solo la punta dell'iceberg di un sistema che sembrerebbe malato. In piena emergenza siccità, nella piana di Catania c'è un fiume di acqua depurata che finisce in mare. Il paradosso è che la condotta per il riutilizzo c'è, ma non è stata mai completata. La guerra dell'acqua tra Taormina e Messina. I due sindaci adesso accusano la regione, ma nel capoluogo peropolitano l'erogazione alternata è giunta al quarto giorno consecutivo. No all'autonomia differenziata, la Sicilia è tra le regioni capofila nella raccolta firme contro la riforma Calderoli. Un compleanno in corsia con i professori e gli amici. Ha compiuto 20 anni in ospedale Omaima, la ragazza rimasta ustionata a Vittoria nell'incendio appiccato in casa dal fratello. Nella strage hanno perso la vita la madre e la sorella. La campionessa olimpionica di scherma Alberta Sattuccio si racconta ai nostri microfoni. Dopo l'oro nella spada a squadre con la nazionale a Parigi, si rilassa nella sua Sicilia e progetta il matrimonio. Il gladiatore conquista Noto sulla scalinata del Duomo, nella splendida cornice barocca della cattedrale, il concerto blues dell'attore premio Oscar, ultimo spettacolo del suo tour italiano. Calcio cortocircuito in casa Catania, i rimpalli di responsabilità nei ritardi delle operazioni bancarie e il mercato in uscita rallentano l'avvio della stagione dei rossazzurri. La piazza adesso chiede chiarezza. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con la malasanità, ispezioni e polemiche dopo l'episodio della gamba ingessata con il cartone all'ospedale di Patti nel Messinese, un caso che è anche lo specchio dello stato di salute della sanità pubblica nell'isola tra mancate risorse e mancanza di personale. Marco Gullà. Queste foto dell'ingessatura fatta col cartone all'ospedale di Patti in provincia di Messina sono diventate lo specchio della sanità siciliana. Ieri davanti alla commissione ispettiva regionale nominata dall'assessore alla salute Giovanna Volo, la dottoressa del pronto soccorso di Patti si è difesa per ore. Il pronto soccorso era pieno e dovevo trovare presto una soluzione per assicurare le cure agli altri malati, ha detto. A distanza di giorni le polemiche non si sono sgonfiate. È una cosa, un po' surreale uscire dal pronto soccorso con un cartone al posto dell'ingessatura, però anche se il medico ha fatto tutto il suo dovere non dovrebbe succedere. La sanità siciliana si muove all'interno di difficoltà evidenti come la carenza di personale, pochissime risorse e ospedali in apnea. Fatti come quelli accaduti all'ospedale di Patti sono riconducibili anche ad una forte carenza di personale della sanità pubblica siciliana, oltre ad una disorganizzazione che purtroppo regna in molte parti dell'isola. Arrivare a dire che il problema è quello del cartone, in questo momento il problema della sanità è quello del cartone, non è quello il problema. Il problema lo sanno benissimo qual è la mancanza di organici, la difficoltà di gestire aree di emergenza sempre più affollate e con personale sempre più risicato. E in effetti nei pronto soccorso siciliani si attendono anche diverse ore per essere visitati, con i medici che sono sottoposti a turnazioni infernali. Qui siamo a Palermo, le parole di questo paziente tracciano uno spaccato reale. Sì, sono in attesa di 8 ore per un codice giallo, la situazione è inaccettabile. Abbiamo visto anche dei codici rossi, persone in emergenza avere tempi di attesa inaccettabili. C'è gente che sta malissimo, ha bisogno di sdraiarsi e non ci sono neanche le barelle. Adesso ci occupiamo della siccità, perché in piena emergenza siccità c'è un fiume di acqua depurata che finisce in mare. Il paradosso è che la condotta per il riutilizzo c'è, ma non è stata mai completata. Il nostro servizio, la nostra inchiesta, curata da Lorena Dolci. Mai pensato a dove va a finire l'acqua che mandiamo giù con lo sciacquone? Finisce proprio qua, questo è il canale delle acque depurate dal depuratore di Pantano d'Arci. Siamo alla zona industriale di Catania. Il depuratore ne produce 300 litri al secondo, potrebbe essere utilizzata per le industrie della zona oppure per le tante campagne assetate e invece guardate finisce nel canale Buttaceto che poi le porta direttamente a mare.
Dopo 4 chilometri il buttaceto finisce a mare nella spiaggia del Primo Sole Beach, uno dei tanti villaggi abusivi della Preoasi. Laggiù sfocia il Simeto. L'acqua depurata c'è alla zona industriale, però poi attraversa tutta la zona industriale, arriva qua e arriva già tutta sporca e inquinata. Noi anni fa abbiamo fatto anche un'analisi dell'acqua ed era inquinata. Il paradosso è che la condotta per il riuso di questo fiume d'acqua depurata c'è, ma non è mai stata completata. Una tubatura lunga circa 13 chilometri che si ferma proprio prima di raggiungere la vasca di accumulo a Lentini. I tubi, come vedete, si fermano qui ad 1 metro dall'innesto. Questo è il tracciato della condotta di riuso dell'acqua depurata. Parte qua dal depuratore e arriva in maniera sotterranea alla vasca di accumulo. Guardate, è quasi al 100% completata, mancano soltanto questi puntini rossi, vedete, questi sono dei collegamenti e poi naturalmente gli sfiatatoi e le pompe. I lavori iniziati dal Comune di Catania 12 anni fa e costati 6 milioni di euro sono fermi da anni per un contenzioso con l'azienda. Si deve risolvere il problema, perché in effetti non si può lasciare un territorio così abbandonato, assetato di acqua, mentre noi ci permettiamo di buttarlo a mare. Questa è veramente un'oscenità. In Commissione Lavori Pubblici è emerso che servirebbero 2 milioni per completare l'opera. Uno spiraglio arriva dalla Regione che ha stanziato 60 milioni per le acque reflue. E a Messina la polemica sull'acqua dirottata su Taormina continua. Cateno De Luca, sindaco di Taormina, e Federico Basile, sindaco di Messina, hanno voluto spiegare proprio davanti al serbatoio di conferimento nella condotta cosa avviene, ma l'indice è puntato poi contro la Regione. Il servizio di Francesco Triolo. Un attacco diretto alla Regione Sicilia, rea di non aver stanziato i fondi necessari a prevenire la crisi idrica, responsabilità che il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, addebita anche al precedente governo Musumeci, oltre che a quello Schifani. L'attacco arriva nel giorno in cui lo stesso sindaco di Taormina e quello di Messina, Federico Basile, dal serbatoio Gescal di Messina, dove Sicilia Acque mette l'acqua nella condotta peloritana, spiegano il caso politico sul passaggio di acqua alla cittadina ionica. Un semplice vettoriamento tra i 15 e i 20 litri al secondo, spiegano, che consente di risparmiare sulle dispersioni di acqua al 55%. Se noi abbiamo una rete che da questo punto di vista si fa perdere il 55% dell'acqua che arriva nei serbatoi di Messina e poi non arriva ai destinatari, è perché è da oltre 40 anni, 50 anni che non si fanno interventi sulla rete idrica a Messina, e il governo regionale ha previsto soltanto per le reti idriche 80 milioni per tutta la Sicilia, di cui 40 milioni solo alla città di Palermo, alla città di Agrigento. Quindi è ovvio che tutti i sindaci stanno scontando, compreso Messina, la miopia di un governo regionale che mette i soldi per il ponte ma non per le emergenze. Il nodo è quello degli investimenti che mancano in Sicilia, sotto accusa i fondi di sviluppo e coesione che sono stati dirottati sul ponte sullo Stretto. Un governo scellerato, di folli, di pazzi, prende 2 miliardi, di cui 1,2 sui circa 7 e circa 700 a regia statale, e li destina per questo. Dopodiché io non ho 60 milioni di euro per realizzare il parco progetto. Ecco come stanno le cose. E parte dalla Sicilia, restiamo nella politica, la mobilitazione contro l'autonomia differenziata. Proprio l'isola è fra le regioni che guidano la raccolta firme per il referendum abrogativo della norma costituzionale approvata dal Parlamento. Il servizio è di Maglio Viola. 100.000 firme raccolte in poco più di 2 settimane. La Sicilia è fra le regioni capofila del Comitato per il referendum contro l'autonomia differenziata e la risposta alla richiesta di mobilitazione è rappresentata proprio dal numero di firme raccolte. Un risultato frutto anche della vasta area di partecipazione al Comitato referendario, che non si limita a 2 dei 3 sindacati principali ma coinvolge praticamente tutti i partiti dell'opposizione. Il Comitato conta su 24 sigle, si va da CGIL e UIL a partiti come PD, Movimento 5 Stelle, Sud Chiama Nord, Sinistra Italiana, Più Europa, Verdi, fino ad associazioni come ACLI, WWF, Legambiente, Federconsumatori, Suunia e diverse altre. Fra questi anche i sindacati dei pensionati, ed a supporto della raccolta in pieno agosto arriva anche il segretario nazionale dei pensionati UIL, Carmelo Barbagallo, a Palermo. Noi vogliamo investimenti, vogliamo leggi che danno risposte ai siciliani, vogliamo il cambiamento, e questa legge sicuramente darà un cambiamento
miglioramento ma in peggio. Vogliamo chi viene a firmare andrà a votare, ma soprattutto vogliamo continuare a sensibilizzare tutti, perché dobbiamo raggiungere il quorum per abrogare una legge ingiusta. La campagna continuerà anche dopo il raggiungimento del numero minimo di firme per proporre il referendum, allo scopo di coinvolgere il maggior numero di persone possibile, visto che il vero scoglio alle urne sarà il quorum necessario del 50% più 1 dei votanti. Sarebbe il punto di riferimento della mafia di Licata e Porto Empedocle nel mondo imprenditoriale agrigentino. Per questo era ricercato in tutta la provincia di Agrigento l'imprenditore Angelo Stracuzzi, che si nascondeva in Tunisia, dove è stato rintracciato dalla Guardia di Finanza, che lo ha arrestato in collaborazione con l'Interpol, il servizio. Era ricercato ad Agrigento, ma si nascondeva ad Hammamet, in Tunisia. È stato individuato ed arrestato dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo l'imprenditore Angelo Salvatore Stracuzzi, ricercato per trasferimento fraudolento di beni, turbativa d'asta ed estorsione, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. Per rintracciarlo è stato necessario l'intervento anche dell'Interpol. Stracuzzi in passato era già stato colpito da sequestro patrimoniale e dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, perché ritenuto vicino alla mafia agrigentina. Il provvedimento cautelare cui ora è stata data esecuzione era stato emesso dal Tribunale di Palermo per alcuni episodi di estorsione ai danni di imprenditore dell'Agrigentino finalizzati ad accaparrarsi fabbricati e terreno che erano oggetto di aste giudiziarie. I reati di cui è accusato Stracuzzi sarebbero stati commessi ad Agrigento, Licata e Palma di Montechiaro. Qualche mese fa anche Rita Giovanna Nogara, 50 anni, moglie di Stracuzzi, era stata destinataria di un provvedimento di sequestro beni preventivo per 6 società e relative quote sociali, nonché patrimonio aziendale. Cibi destinati alla vendita, scaduti da mesi e in qualche caso anche da un anno, sono stati ritrovati dai carabinieri del NAS di Ragusa durante un controllo in un supermercato di Gela. Sono state sequestrate 184 confezioni di alimenti, tra questi biscotti, merendine, cornetti, cioccolata, persino tonno in scatola, vongole, hamburger di salmone e bastoncini di merluzzo surgelati, e anche dei prodotti per la prima infanzia. Per la titolare dell'attività una multa di 5.000 euro. Adesso cambiamo argomento. Ha compiuto 20 anni in ospedale Omaima, la ragazza rimasta ustionata a Vittoria nell'incendio appiccato in casa dal fratello. Una strage in cui hanno perso la vita la madre e la sorella. A colmarla di affetto sono stati i compagni di classe e i professori. Il servizio. Eccoli tutti assieme nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Una insolita foto di compleanno. Dietro a quel vetro c'è infatti Omaima Zawali, la giovane rimasta gravemente ustionata nell'incendio appiccato dal fratello alla loro casa di Vittoria. I suoi compagni la vengono a trovare tutte le settimane e questa volta con un motivo in più: festeggiare i suoi 20 anni. Una torta, pupazzi di peluche, un tablet con dei film. Compagni, prof e la preside del liceo psicopedagogico Mazzini sono diventati una famiglia. Lei non sa ancora che tra le fiamme ha perso la madre e la sorella maggiore, mentre il padre è rimasto gravemente ustionato. Unica sopravvissuta, una sorella di 25 anni che studiava all'Università di Torino e che non la lascia mai sola. A festeggiarla anche il personale dell'ospedale. Abbiamo organizzato una piccola festicciola, tutto il personale del reparto, e nel pomeriggio gli è stata fatta una bella sorpresa da parte della preside, 2 insegnanti e tutti i compagni, parecchi compagni della classe. Di questo lei è molto felice. Omaima combatte da 2 mesi contro le ustioni che hanno ricoperto il 50% del suo corpo. Ha subito vari interventi, ma le sue condizioni stanno migliorando. Sarà sottoposta già domani all'ultimo probabilmente intervento di ricostruzione con autoinnesti di cute, per cui la dimissione è prevista nelle prossime 2 settimane. Il percorso di recupero sarà lungo, una strada difficile e dolorosa. Omaima si sarebbe dovuta diplomare a giugno, prima che la violenza del fratello distruggesse la famiglia. La preside sta organizzando una sessione straordinaria per recuperare gli esami e aiutarla a continuare a guardare avanti. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di Alberta Santuccio che ai nostri microfoni dice: abbiamo unito l'Italia e zittito i francesi. L'oro olimpico a squadre di scherma, campionessa siciliana, si gode il trionfo delle Olimpiadi di Parigi e adesso prepara il suo matrimonio da sogno. Tonino De Mana.
Alberta Santuccio, coroni un doppio sogno, la medaglia d'oro e la medaglia d'oro al collo il giorno delle nozze. Sì, esatto, finalmente posso realizzare quello che era il mio sogno, appunto di fare delle nozze d'oro, e adesso mi sposerò ad ottobre e posso organizzarle, posso finire le ultime organizzazioni con questa stupenda medaglia al collo. Ancora una volta la scherma porta grandi soddisfazioni, ancora una volta dare la stoccata vincente è una siciliana. Cosa rappresenta per te questa stoccata? Quell'ultima stoccata è stata proprio la realizzazione di tanti sacrifici e desideri, e quindi metterla è stato un sogno. In un colpo solo sei riuscita ad ammutolire 8.000 francesi. Sì, era il nostro obiettivo, smettere di far cantare i francesi, che forse hanno cantato un po' troppo presto Vittoria, e con quella stoccata oggettivamente si è creato un po' il silenzio e si sono sentite quelle poche voci italiane che c'erano venute a sostenere. L'Italia non è mai stata così unita, siamo riuscite a colmare questo gap tra nord e sud e siamo diventate un'unica cosa. Come si vive con una medaglia d'oro al collo? Si vive sicuramente meglio, però questo non è un punto d'arrivo, ma è assolutamente un qualcosa che mi spronerà a fare di più anche individualmente. C'è un ringraziamento particolare? Ringrazio la mia famiglia prima di tutto, perché mi ha seguita, mi ha supportata, ringrazio mio futuro marito che era lì a gioire, a commuoversi, e la mia nonna che è venuta a 86 anni a vedermi, e il mio nonno che, anche se insomma non era lì, era comunque con me nel cuore. E allora complimenti alla campionessa siciliana Alberta Santuccio. Adesso ci occupiamo e parliamo del gladiatore Russell Crowe, che con la sua band ha infiammato la scalinata del Duomo di Noto nella splendida cornice barocca. Il premio Oscar ha regalato al suo pubblico suggestive emozioni in un concerto che chiude il suo tour italiano. Veronica Barbaria. Un attore di fama mondiale, ma anche un talentuoso musicista, il gladiatore Russell Crowe ha infuocato tantissime piazze italiane nel corso dell'estate con il suo tour musicale, che ha fatto l'ultima tappa a Noto, nella capitale del barocco della Sicilia orientale, sulla suggestiva scalinata del Duomo. Sul palco il premio Oscar si è messo in gioco sotto la luce dei riflettori, in quella che è una sorta di seconda carriera, quella da cantante, interpretando, anche durante l'ultima tappa siciliana, la musica e i brani dell'Indoor Garden Party, con The Gentleman Barbers e Lorraine O'Reilly. Una scalinata gremita ha cantato e ballato la rivisitazione di numerosi successi della storia della musica del genere blues, brani iconici rearrangiati per regalare al pubblico un'esperienza straordinaria, una serata di musica sotto le stelle. Per l'artista hollywoodiano la passione per la musica nasce da bambino e si afferma a 17 anni con l'incisione del primo disco, poi il cinema con il quale è stato consacrato il suo essere artista a tutto tondo, e oggi è pronto con un suo qualsiasi segnale artistico a scatenare l'inferno. Una alba insolita nella Valle dei Templi di Agrigento, tra le colonne doriche andati c'è uno spettacolo straordinario al quale hanno assistito centinaia di turisti e visitatori, protagoniste le melodie sacre e la musica tradizionale. Domani alle 4:30 si replica nel parco di Selinunte. Davide Sarda. L'alba nella Valle dei Templi è davvero uno spettacolo in tutti i sensi. Un percorso sensoriale tra arte, storia e musica, tra le colonne doriche riscaldate dai primi raggi dell'alba agrigentina alla scoperta delle meraviglie del sito archeologico. Protagoniste anche le melodie sacre, la musica tradizionale e moderna. Al Tempio di Giunone il sax di Max Ionata ha accarezzato l'altare e introdotto il tour al Parco Addormentato. Poi la tromba di Flavio Boltro con la potenza scenografica della maestosa Kragas e del paesaggio intorno. La prima affascinante alba di quest'anno alla Valle dei Templi si è conclusa con i primi raggi del sole.
Bello, emozionante, anche perché completo, perché appunto c'è all'inizio una guida che ti spiega proprio tutta l'area archeologica, il sito che stai visitando, e poi ci sono questi interventi musicali che insomma dulcis in fundo, poi alla fine Esce Sole con la canzone appunto che sentiamo all'inizio del concerto, è bellissimo, è emozionante. Alba meravigliosa, la Valle dei Templi sempre un incanto, unica al mondo, e stamattina davvero un'emozione forte. L'evento di Coop Culture replicherà la magia domani alle 4:30 al Parco Archeologico di Salinunte per un'altra esperienza originale e straordinaria. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calciomercato delle siciliane, ma anche il nodo delle fideiussioni bancarie che mette in allarme i tifosi del Catania. Subito dopo. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio, cominciamo con il calciomercato. Il Palermo a un passo dal centrocampista Verre dopo l'arrivo di Apua, entusiasma a Trapani, il Messina invece domani completerà il ritiro a Zafferana Etnea. Sergio Golosi. Apua Palermo è un investimento per il futuro, ma con uno sguardo al presente, perché il giovane esterno francese potrà garantire estro e rapidità alla fase offensiva di Dionisi. La società rosanero ha vinto l'asta con club di categoria superiore, blindandolo con 4 anni di contratto. Sono molto felice di essere qui. Il Palermo è un grande club, c'è un progetto importante. Ho parlato con molti giocatori francesi come Gomez e tutti mi hanno consigliato di venire qui. Scendere in campo davanti a 35.000 persone ti motiva a giocare al massimo e a dare il tuo cuore ai tifosi. L'accordo con Verre è addirittura d'arrivo, mentre la squadra a Veronello prepara l'impegno di Coppa Italia VIP domenica a Parma. Coppa Italia ma di Serie C all'orizzonte anche per Trapani e Messina, attese rispettivamente dalle trasferte di Cava e Crotone. L'approccio sarà diverso. Il Trapani misura la sua forza in attesa dell'arrivo di un terzino destro e di un trequartista. Il Messina, che domani completa il ritiro di Zafferana, si presenta in Calabria tra 1000 incognite. È un organico mediocre, ricco di under. Negli attaccanti Manè e De Felice, trattati da Pavone, possono rappresentare la svolta. Se andiamo in casa Catania, il nodo fideiussioni resta ancora centrale, i ritardi nelle operazioni bancarie, ma non solo quelli, hanno portato al cortocircuito e ora nella società si lavora per provare a trovare una soluzione. Ma è corsa contro il tempo, ce ne parla Marco Carli. Ore frenetiche in casa Catania, si lavora per dare risposte ai tifosi ad una piazza delusa. Restano aperti 2 fronti, quello della fideiussione e quello del salvadanaio, se così vogliamo chiamarlo, l'escrow account utilizzato nella passata stagione ma con somme più basse. Sono i tempi che invece potrebbero mancare, visto che oggi è una giornata fondamentale in tal senso. Le tempistiche appunto, quelle che ad esempio nel caso della fideiussione potrebbero non consentire di risolvere, o almeno non totalmente, il problema contrattuale legato a una triangolazione bancaria fra istituti di credito australiano, francese e italiano. Cosa succederebbe se non ci si arrivasse? È noto un punto di penalizzazione e contratti con i nuovi che andrebbero a decadere e dunque sarebbero da rifare ex novo. Una situazione che fra i tanti giocatori della scorsa stagione considerati fuori dal progetto e poi utilizzati in Coppa Italia e i nuovi acquisti ha comportato una rosa extra large e poi il cortocircuito acuito dai ritardi della presentazione delle garanzie. Va detto anche che qualora la fideiussione venisse presentata oltre il tempo del 9 agosto, sempre a garanzia della copertura del 40% della somma eccedente al €1.000.000 di monte stipendi, ciò consentirebbe anche di coprire i vecchi contratti e quelli dei nuovi da rinegoziare. Situazione molto difficile e se c'è chi pensa ad un inevitabile ridimensionamento e ad una cessione del pezzo pregiato, vale a dire Castellini, c'è chi giura anche dall'interno della società sulla volontà di Pelliga di rilanciare per superare, spinto dall'orgoglio, l'impasse del momento. Anche su questo occorrono chiarimenti. Questa era l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, prima di salutarvi però vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento in giornata a tutti.